Il rapporto del 2016 doveva darci una ventata di speranza e di vita futura, purtroppo i primi mesi di quest'anno continuano a darci dei segnali abbastanza negativi. Speriamo che il codice degli appalti, che riveste una grande importanza nei bandi pubblici, venga rivisto al più presto, se non addirittura sospeso, in attesa di questi chiarimenti dell'ANAC. Oggi si fa parlare tanto del credito nei confronti delle famiglie, ci aspettiamo anche qui da parte delle banche una presa di posizione anche nei confronti delle imprese, perché oggi il credito è stato riaperto alle famiglie, ma alle imprese, in particolare alle imprese dell'edilizia, continua a non essere così positivo. Il pericolo è di far sparire un settore che oggi incide per il 10% nel PIL regionale e incide per il 20% nell'occupazione della regione nel settore industriale. Questa disattenzione nei confronti di un settore così importante credo che abbia un valore politico importante, cioè mi aspetto che la politica, nel nostro caso la Regione, prenda tutte le iniziative necessarie affinché questo settore non sparisca, perché dal 2007 ad oggi abbiamo perso 10.000 imprese e 60.000 addetti. Sono numeri che dovrebbero far pensare chi poi deve darci gli strumenti per poter operare. Il Veneto è una regione abbastanza uniforme nella crisi, perché ogni nostra provincia ha una sua caratteristica e per cui ha dei momenti di maggior sviluppo e dei momenti di calo, per cui direi che i dati che abbiamo letto rendono le province quasi tutte simili. Poi bisognerebbe appunto avere un'idea complessiva di regione, se non addirittura di Stato, perché qui si parla di politica industriale, stiamo parlando di iniziative che tengono in piedi una regione, ma che poi è una delle regioni trainanti dello Stato, e per cui si vuole parlare di ripresa economica, si dice che la ripresa economica parte dalle costruzioni, che ce lo dimostrino.